Non trova pace la stazione termale di Abano, riflettori sempre puntati sull'ormai discusso consiglio comunale, nonostante tutti chiedano a gran voce lo scioglimento per tornare così a prossime elezioni, nonostante le dimissioni in massa dei consiglieri di maggioranza che per primi hanno visto rinunciare all'incarico giovedì scorso la consigliera Espro e Montrone, seguiti la mattina seguente da 8 colleghi, tutto resta ancora in piedi. Sì, perché se la maggioranza ha ceduto, l'opposizione al momento sembra resti decisa a portare avanti le sorti del comune più chiacchierato d'Italia. Il dottor Pasquale Aversa, commissario prefettizio, ora si trova a gestire una bella gatta da pelare. Eppure più volte pare abbia invitato pubblicamente al buon senso chiedendo lo scioglimento del Consiglio per improcedibilità. Oggi la Guardia di Finanza, presso la caserma di via San Fidenzio, coadiuvata dal pubblico ministero dottoressa Federica Baccaglini, ha interrogato l'immobiliarista Massimo Trevisan, in relazione anche ai recenti arresti che hanno coinvolto il capo ufficio tecnico e il responsabile dell'ufficio ambiente del comune termale. Trevisan, uomo di fiducia del sindaco sospeso Luca Claudio, in apparenza gestiva la RLS SRL, ma secondo l'accusa in realtà non è altro che un prestanome. Dalle carte della Guardia di Finanza sembra infatti che durante le perquisizioni nell'abitazione di Luca Claudio siano stati trovati documenti che fanno pensare che fosse proprio Claudio in realtà a gestire in prima persona la RSL. Dall'inchiesta ancora in atto emerge che il giro di mazzette inizialmente era caratterizzato da piccole somme pagate in contante, per poi trasformarsi con l'aumento degli zeri in contratti con società emettendo fatture inesistenti legate alla RLS SRL di via Guido Rossa 7 a Ponte San Nicolò, nello stesso immobile in cui si troverebbe anche la Sole Luna, sempre di Claudio.